Cari telespettatori, ben ritornati, buona serata, grazie anche ai nostri ospiti di essere presenti. Oggi affrontiamo un tema che speriamo possa dare delle prospettive interessanti in un immediato futuro. Sapete, siamo arrivati a un passaggio importante, ci avviciniamo correndo alle elezioni regionali, quindi ovviamente come di consueto ci sono molte aspettative, molte anche richieste, molte istanze, c'è l'esigenza effettivamente di fare un salto, di cogliere delle opportunità, ma che ci siano i presupposti perché queste possano essere effettivamente colte. Quanto è stato fatto, quanto ancora le categorie produttive, in modo particolare stiamo parlando di Confcommercio, Ascom, commercio, servizi, settore turistico, hanno bisogno che venga realizzato. Troppa burocrazia, una fiscalità eccessiva, poca attenzione al territorio, mancanza di valorizzazione di certe risorse, insomma ci sono dei nodi cruciali e poi dei finanziamenti che non sempre vengono erogati come dovrebbero. Ci sono poi le vostre istanze, ci avete scritto anche più volte, abbiamo tutte le rappresentanze provinciali, lo ricordiamo, Confcommercio, Ascom, dei vari territori e sappiamo che il territorio veneto è comunque diverso da area ad area, ci sono zone che godono del turismo, altre meno. Vedremo di capire anche queste diversità. Con chi? In studio vi presento subito i nostri ospiti. Massimo Zanon, ben ritornato, il presidente di Confcommercio Veneto. Buonasera a voi. Che ha presentato di recente questo manifesto con 7 punti sostanzialmente, poi vedremo che sono anche di più fondamentali di richiesta a chi andrà un domani a governare la regione, insomma comunque quelle che sono le vostre esigenze, le vostre istanze. Franco Pasqualetti, vicepresidente dell'Ascom di Padova, grazie anche a lei, Ascom Confcommercio, ricordiamolo. Carlo Garufolini, presidente Adico, associazione di consumatori, grazie anche a lei, quindi l'arduo compito di rappresentare tutti i cittadini, i consumatori, quindi se le aspettative delle categorie vanno a coincidere. Giannino Gabriel, presidente regionale Federmoda, ben ritornato anche a lei qui in studio. Grazie. Elena Grandi, presidente Confcommercio Rovigo, grazie anche a lei. E poi Edi Sommariva, consigliere delegato Confcommercio Veneto, Buonasera. ben ritornato dottor Sommariva. Abbiamo poi Eugenio Gattolin, segretario generale di Confcommercio Veneto, grazie anche a lei. Danilo Denardi, direttore Confcommercio Venezia e presidente dell'ente bilaterale del turismo di Venezia. Grazie anche lei Presidente. Federico Barbierato, direttore Confcommercio Padova e rappresenterà la categoria giovani in modo particolare. Grazie dei giovani. E ci sono, no, abbiamo l'esigenza che i giovani siano rappresentati, giovani, dai. Francesco Antonic, ben ritornato, vice direttore Confcommercio Venezia. Allora, io direi di cominciare invece che con il contributo, perché i contributi che abbiamo sono un po' provocatori ulteriormente, ma qua le tematiche sono veramente a tutto campo. Dando la parola a lei, Edson Mariva, perché la presentazione di queste istanze è pregnante questa volta, è pregnante, precisa, bisogna capire con quanta decisione voi volete anche che vengano rispettate certe richieste. Sì, più che richieste sono un modo di concepire il futuro di questa regione. Massimo Zanon ci ha sempre parlato di avere una visione sul medio periodo, quindi che va al di là del prossimo quinquennio amministrativo, come è giusto che sia nell'economia, perché nel breve periodo non si risolve niente. E sostanzialmente noi pensiamo come terziario di mercato, cioè come tutto ciò che non è agricoltura, che non è industria, che non è artigianato, che non è banche, che non è pubblica amministrazione, di svolgere un ruolo importante nella ripartenza di questa regione, che a sua volta è molto importante e che quindi può darci delle opportunità di sviluppo e di crescita che vanno al di là di quello che sta facendo lo Stato oggi. Abbiamo ancorato la nostra visione su 2, li chiamiamo asset, formidabili dello sviluppo, che sono il turismo. Noi consideriamo un nuovo turismo. Se facciamo vedere la prima slide, se riusciamo, vediamo dalla regia se ce la fanno. E poi sul commercio. Ecco, il commercio che noi concepiamo, ecco, lo si vede molto bene, un nuovo commercio che va più sulle aree urbane, sui centri storici, che sulle aree, diciamo, periferiche. Poi magari entreremo nel dettaglio. Però per poter sfruttare al massimo le potenzialità di questi 2 settori chiave dell'economia del Veneto ci vogliono diciamo dei corollari, delle precondizioni. Ecco, per esempio ci vuole un'innovazione diffusa. Noi dobbiamo avere un nuovo turismo, un nuovo commercio che devono essere competitivi, quindi hanno bisogno di tanta innovazione. Abbiamo bisogno di un credito più accessibile, cosa che oggi non è, di
crediamo nel lavoro e anche negli organismi che abbiamo costruito insieme negli anni con le controparti sindacali e che rappresentano in qualche modo quello che chiamiamo welfare privato, cioè la bilateralità. Lo Stato sta arretrando dai servizi ai lavoratori e parti datoriali insieme cercano di supplire a questa carenza. Poi il capitale umano e la formazione, siamo nell'epoca della conoscenza, il capitale umano è determinante soprattutto nel mondo dei servizi, cioè se il capitale umano è di qualità, motivato, flessibile, capace di mettersi diciamo, in competizione come gli imprenditori, l'insieme del capitale umano, allora diventa più facile essere competitivi e ci vuole formazione. Poi la fiscalità locale, cioè questo è veramente un pericolo grandissimo. Vedremo dopo che a fronte di una stabilizzazione della fiscalità centrale, la fiscalità locale sta scappando di mano, è fuori controllo, questo è pericolosissimo e tocca a tutti, imprenditori, lavoratori e famiglie. Una burocrazia più leggera ma anche diversa, una burocrazia fatta di burocrati efficienti, motivati, capaci di cambiare continuamente il loro approccio alla realtà, di non rappresentare un baluardo, una difesa, uno schermo nei confronti delle imprese. E poi la madre di tutto, legalità e sicurezza. Stiamo scontando in questa regione dei problemi grossi di legalità e sicurezza, noi vorremmo poterne venire fuori. Ecco, tutto questo lo poniamo per ora ai 4 candidati presidenti, non so se ce ne saranno ancora, e ci aspettiamo, gliel'abbiamo già comunicato, che loro ci diano delle risposte per capire ecco, che cosa vogliono fare nel prossimo quinquennio. Per noi è determinante. Assolutamente. Presidente, più volte però voi avete ribadito su questi punti e quanto, per spiegare anche ai cittadini e comunque anche ai vostri iscritti, quanto è di competenza della Regione, quindi quanto la Regione può rispondere a queste istanze e quanto invece a questo punto alza le mani e dice ma è lo Stato centrale. No, noi crediamo che i punti che abbiamo messo in sintesi possano essere solo e esclusivamente temi di confronto tra noi e la Regione, tra noi e le altre categorie e gli altri componenti del mondo del lavoro. Non ci siamo permessi di chiedere delle cose per poi avere la risposta che sono del governo piuttosto che dall'Europa, piuttosto perché la sicurezza sa già la risposta, no? Che è stata ma nella sicurezza c'è la possibilità di migliorare molto rispetto alle scelte fatte finora, perché nel frattempo sta esplodendo giorno dopo giorno tutta una serie di novità da un punto di vista della cronaca, le sentiamo un po' tutti e bisogna dare delle risposte magari facendo lavorare al meglio le forze che sono in campo, lo abbiamo detto 1000 volte e ancora non è stato possibile vedere veramente un risultato d'assieme, ben sapendo che le singole persone occupate nel mondo della sicurezza sono forse oggi poco dotate sia di mezzi sia anche di soddisfazioni, ma nello stesso tempo si può fare un'orchestra migliore rispetto a tanti solisti che continuano a rompere giorno dopo giorno gli schemi rispetto a quello che può anche essere un giusto lavoro e un giusto riposo, ma nello stesso tempo i risultati non ci sono. Questo è assolutamente vero. Ecco, il primo punto che vuole affrontare, noi prima di tutto cerchiamo di, in maniera molto seria, concreta, quasi banale sotto certi aspetti, ma non lo è se si guarda bene, di portare al centro dell'attenzione rispetto a chi sarà il prossimo governatore, a chi sarà il prossimo Consiglio regionale, una serie di dati per cercare di trovare assieme anche uno spirito nuovo, perché una cosa è la campagna elettorale, noi pensiamo sempre al dopo campagna elettorale e non ci interessano le promesse ma ci interessano i fatti. Questa è una situazione stranissima, non è mai successo un periodo di grandi difficoltà per nessuna regione, neanche il Veneto ha una storia dove si può riprendere, per dire 7 anni di difficoltà non le ha mai avute dal dopoguerra ad oggi, e quindi c'è bisogno di occupazione, c'è bisogno di creare nuovi posti di lavoro, di creare nuove imprese, di dare soprattutto la possibilità alle imprese che sono riuscite a rimanere oggi sul terreno di non finire la loro avventura ma di avere un futuro. Questo significa farlo con responsabilità ma anche con la capacità di far capire sul tavolo di chi deve dire delle cose che il mondo dell'impresa, il mondo del terziario, il mondo del turismo non può essere usato solo in campagna elettorale ma in un progetto
di media e di lunga gittata assolutamente sì. Noi lo facciamo con serietà, il fatto che oggi siamo presenti in massa è proprio perché non è la matità di qualcuno che vuol proporre delle cose e pensa di aversi... Di essersi svegliato la mattina così sì, con l'idea. assolutamente, noi cerchiamo di essere pragmatici e sappiamo che se le risposte saranno positive non sono per accontentare qualcuno, ma sono per veramente un'area che rappresentiamo dove i posti di lavoro nostri sono veramente per il Veneto un qualcosa che non si può rinunciare. Ecco, il primo aspetto quindi che lei ha affrontato è il tema del lavoro, dell'occupazione, quindi con l'aspetto fondamentale. Il lavoro è rilanciare anche agli altri interlocutori che sono qui presenti, poi andare via via a sviluppare gli altri di competenza. Cosa ne dice Pasqualetti? Perché ritorna continuamente, si è parlato anche in questi giorni, ha parlato il Ministro in occasione del Vinitali del discorso del Job Act che dovrebbe riguardare a livello trasversale tutte le imprese, grandi o piccole, ma sì, i dati per il Veneto sono un po' così. Senza dubbio, io vorrei andare un po' controcorrente in questo senso. Sui punti che è stato messo giù di proposta per il nuovo Consiglio regionale, il nuovo governatore, 2 punti sono nell'ambito delle imprese che si devono applicare. Gli altri dipendono dalla buona gestione della macchina pubblica, quindi la gestione della sicurezza, la gestione delle tasse, tutte queste cose. La prima riflessione è questa. Allora, il federalismo lo seppelliamo? Lo seppelliamo perché ha fatto solo danni. Abbiamo visto che tutta quella spesa in più che c'è si è raddoppiata col fattore federalismo. Prima avevamo la tassazione centrale dello Stato, adesso ne abbiamo tre tassazioni. Allora dico questo, le regioni servono o no? Io vorrei capire adesso in campagna elettorale, quando vanno in giro per chiedere il consenso agli elettori e gli dicono che dopo 4 anni prenderanno un vitalizio di 5 o 6 mila euro che i cittadini e noi dell'imprenditoria dobbiamo pagare. Sì, ecco, precisiamo, voi siete tutti imprenditori, non sono politici, attenzione, allora, forse questo perché magari... Facciamo una riflessione. Vabbè, non sono politico, nessun politico, ecco, attenzione. Sì. No, io non parlo di parti, io parlo in generale. Sì, no, per carità, non volevo precisare per chi ci ascolta, perché tante volte... Allora, prendiamo la sanità. Da quando è stata decentrata alle regioni è quintuplicato il costo, ma non è che è aumentato i servizi. Allora, servono queste cose o dobbiamo andare a ripensare il modello di sviluppo? Perché è inutile che noi ci alziamo la mattina alle 6 o alle 5 per produrre e poi quello che produciamo lo perdiamo nei costi. È stato diminuito la spesa pubblica? No. Quindi lei sarebbe più favorevole, chiedo conferma la stessa cosa, a un modello più centralistico? Certo, perché il federalismo è... Se vediamo la tabella 6A, allora chiediamo dalla regia tabella 6A del vicepresidente. Questi sono i dati, i numeri non li nasconde nessuno. No. Non è che con l'aspetto regionale ci sia stato uno sviluppo, no, è duplicato i costi e basta. Ecco, è possibile che un consigliere regionale lo debba fare per 20 anni così? No. Spieghiamolo un attimo, insomma arriva a supporto del vicepresidente. Parliamo di fiscalità locale, tributi locali, un federalismo da rivedere, neanche ci fossimo messi d'accordo prima, vediamo dei numeri. Allora, tra il 1995 e il 2013 i tributi locali sono passati da 28,7 miliardi di tutto lo Stato a 104, con un aumento del 264,8%, cioè sono più che triplicati i tributi locali. Quelli centrali sono passati da 224 miliardi, sono superiori, e sono arrivati a 381, sono aumentati dell'1,7, del 70%. Quindi diciamo sono aumentati 3 volte in meno di quello tra i tributi locali. E tra i tributi locali, se guardiamo la 6B, c'è un altro aspetto che noi trascuriamo troppo spesso. C'è il 6B? Sì, la 6B adesso la prendono. Benissimo. Sì. Allora, negli ultimi 10 anni l'inflazione è aumentata del 20%, in realtà dice 20,5%.
le tariffe dell'acqua del 79%, i rifiuti del 70%, l'energia elettrica del 48%, i pedaggi autostradali del 46%, i trasporti del 46%, il gas del 42%, i trasporti urbani del 41%, i servizi postali del 27%. Cioè, cosa vuol dire? Che se andiamo verso lo spending review, questo non dobbiamo limitarci a farlo a livello della politica diretta della pubblica amministrazione, cioè quella miriade di centri di servizi pubblici o parapubblici che scaricano sul consumatore finale, quindi sto pensando al nostro siamo amico, anche noi consumatori, assolutamente, imprenditori, cittadini, un aumento delle tariffe che poi deprime i consumi. Ecco, il problema è questo: la spending review va fatta nella politica, sicuramente riducendo i vitalizi e così via, ma anche riducendo gli sprechi che si fanno nelle multi-utilities, nelle agenzie territoriali, perché non basta mettere un manager di nomina pubblica, bisogna anche rivedere il processo che porta a quei prezzi, perché mentre la politica sta un po' attenta per quanto può a non gravare direttamente sulle tasse, questi d'altra parte gravano sulle tariffe, allora un aumento dei costi viene scaricato sulle tariffe e non il pantalone, il cristiano paga. Questo non ci va bene, questo è un problema di carattere ma questo generale nasce locale. tutto dal federalismo. Allora le spiego, quando è partito il progetto federalista e il professor Antonini veniva a spiegarci come avrebbe applicato il federalismo, noi che abbiamo partecipato come ASCOM di Padova a diversi incontri, l'abbiamo sempre contestato questo, perché gli dicevamo che non sarà solo l'addizione di più tasse, e questo è avvenuto. Chiaro. Dopo le chiedo il vostro parere, perché lei deve raccogliere un po' di dati. Chiedo a lei, concorda su questi aspetti? E quindi che cosa ne emerge ulteriormente? Tanto ci sono due elementi: da un lato, appunto, come dice il Presidente Zanon, puntare sull'occupazione, però io vorrei andare a fare un gradino oltre, da dove viene fuori questa occupazione, se siamo ancora avviluppati, e poi maggior centralismo. Sì, ecco, io credo che l'occupazione dipenda molto dalle politiche che si fanno sia in regione che a livello di Stato. Sostanzialmente, se le tasse continuano ad aumentare, è difficile che le aziende possano assumere, per cui è un problema, diciamo, di organizzazione politica del sistema. Bisognerà arrivare sicuramente a creare posti di lavoro attraverso anche interventi che il governo Renzi ha attuato con Job Act, però credo non siano sufficienti per attivare una politica che dia delle risposte, per cui io credo che debbano ritrovarsi, diciamo, queste soluzioni in una diminuzione delle tasse all'impresa e anche ai consumatori, per poter consentire al consumatore di avere un po' più di respiro. Ma la formula presentata dal vicepresidente Pasqualetti, secondo lei può essere una formula risolutiva? Perché poi noi abbiamo tutti i dati di Unioncamere che vengono analizzati al contrario, no? Per cui effettivamente ci sono degli elementi contrastanti. Riportare tutto alla centralità dello Stato può essere che possa trovare anche delle soluzioni. Certamente il sistema, come è stato attivato nel tempo, non ha dato grandi risultati vista la situazione in cui ci si trova, per cui rivedere il sistema un po' a tutti i livelli può essere una soluzione percorribile. Quindi per il vostro settore potrebbe essere una soluzione, è una delle prime forti proposte che a questo punto andate a presentare? Ma per il nostro settore, io che rappresento la moda, potrei dire che ha sofferto che ha sofferto particolarmente, diciamo, anche la risoluzione di aver dato potere alle regioni in materia di legislativa sul commercio, in quanto, faccio un semplice esempio dei saldi, si è dovuta trovare una soluzione in conferenza Stato-Regioni per poterne uscire, perché diversamente fra regione e regione, ponendo, diciamo, delle date diverse, questo è un esempio se vogliamo banale, ma ha portato un po' di scompiglio nel commercio, fin tanto che siamo riusciti, appunto per conferenza Stato-Regioni, a trovare delle date uniche. No, infatti è molto utile che voi apportiate un po' degli esempi concreti, perché chi ci ascolta si medesima un po' nelle situazioni che voi presentate, sia che faccia parte della categoria relativa sia che non lo faccia, per cui riesce a comprendere meglio certe dinamiche, per cui chiarissimo questo discorso. Però attenzione, nel 95 le tasse locali erano il 15% della tassazione complessiva, adesso sono il 33%. Allora il problema
non è quello federalismo sì, federalismo no. Io concordiamo col vicepresidente che il federalismo segna il passo. Il problema è di avere un controllo della spesa pubblica anche a livello territoriale. È questo che manca, non tanto da dove nasce il principio della tassazione, quanto da come viene gestito. Ecco, forse noi abbiamo messo troppa attenzione allo Stato, sempre troppo poca, perché le tasse sono aumentate, esatto. E siamo stati forse troppo superficiali a livello locale. Col federalismo in realtà avremmo dovuto controllare di più la spesa pubblica, e non riusciamo a esercitarla. Quando noi andiamo a fare una battaglia sulla Tasi e sull'IMU e sulla provincia di Padova abbiamo 104 comuni e dobbiamo andare a combattere con 104 sindaci, ci spieghi come riusciamo a farlo? Perché ognuno applica una tariffa diversa. Assolutamente. È impossibile improntare queste battaglie. Quindi vi trovate situazioni diverse. Torniamo su questi argomenti, perché poi io comunque voglio anche porre un'obiezione, cioè dire è vero questo discorso, quando però fai paragoni fra regioni, ci sono regioni dove si sta meglio e altre dove c'è una disorganizzazione totale. Parlando di sanità, uno va in Calabria e si strappa i capelli, va in Campania, lo stesso, in Puglia, a Roma, c'è il disastro, per cui tutto sommato anche i servizi... Sanità, che è una delle più efficienti, se va a vedere il dato di costo della sanità, prima che venisse delocalizzata alle regioni, che era sempre una sanità eccellente, c'è sempre stata una sanità eccellente nel Veneto, e il costo è quintuplicato, sestuplicato rispetto a... non hanno mai applicato i costi standard, ne parliamo da 20 anni. No, ma infatti, perché dopo bisogna cercare di conciliare anche certe determinate cose a livello politico. Torniamo subito con voi, pubblicità, pochi secondi. Ripartiamo un attimo.